Bene, allora eccoci con il nuovo presidente Giovani Confindustria Veneto Est, Grazie. Luigi Gorza. Grazie per essere qui con noi. Luigi, complimenti per il percorso fatto finora e soprattutto per la tua nuova carica per i giovani imprenditori Confindustria Veneto Est. Il titolo dell'assemblea di oggi è Prospettive, l'arte di scegliere. E allora quali sono i tuoi progetti come presidente? I miei progetti come presidente è quello di creare una palestra per i giovani imprenditori, nella quale noi possiamo confrontarci e supportarci a vicenda, nella quale possiamo affrontare diverse tematiche, dalla leadership all'internazionalizzazione, alla digitalizzazione, eccetera. Ogni tematica verrà scelta da tutti i membri del gruppo, così da renderla sempre più partecipativa e sempre con massima approvazione. È per quello che non c'è un tema forte come il passaggio generazionale nel mio programma, è perché il mondo è cambiato. Il mondo non ci permette di avere una visione di medio-lungo periodo, quindi noi dobbiamo stare concentrati sull'oggi. E le sfide che ci aspettano da qui al domani sono molteplici e dobbiamo essere molto bravi a capirle e organizzarci di conseguenza. Esatto, la tua espressione di creare una palestra per giovani imprenditori devo dire che è estremamente evocativa ed è estremamente attuale proprio perché l'imprenditore non deve essere lasciato solo, ha bisogno della condivisione, tu parli sempre di condivisione, di team, di continua formazione del gruppo e del tuo team, soprattutto davanti a questo mondo che cambia così velocemente, quindi il senso dell'associazione è proprio anche quella di supportare e convalidare e dare più valore agli imprenditori, è giusto? Perfettamente il mio ragionamento. Ti ringrazio. Sì, e soprattutto quello che io e la mia squadra crediamo è che la forza sia data dal gruppo. Quindi avere un gruppo che è partecipativo, che è coeso, ci permette di supportare e superare momenti difficili, tra cui diverse sfide che ci possono capitare. Beh, a proposito di momenti difficili, abbiamo condiviso il fatto che siamo in un momento geopolitico nazionale, internazionale, che ci impedisce di fare programmi a lunga scadenza. Quindi la nostra domanda voleva essere quella: quali sono gli obiettivi dei tuoi prossimi 4 anni? Ma ci vuole, penso, moltissima flessibilità. Esattamente, infatti noi abbiamo pensato al tema dell'anno prossimo, che sarà la leadership, che andremo a trattare nelle sue varie sfumature, e poi per gli anni a seguire andremo a stabilire un mezzo anno, 6 mesi in anticipo, quale sarà il tema dell'anno dopo, così da essere sempre presenti sulle nuove tematiche o sulle tematiche più importanti e rilevanti di quel momento. Perfetto, grazie. Grazie a voi.